ecco, noi vogliamo che il popolo sardo e che i pastori sardi riprendano in mano la produzione, smettano di essere degli assistiti e diventino dei produttori, e vogliamo che la filiera del latte venga ricomposta nelle loro mani. Grazie Sabino, ma adesso volevo farti anche una domanda per quanto riguarda la questione di Bruno Bellomonte. Noi sappiamo che c'è questo patriota sardo che è nelle carceri italiane e praticamente fra 2 giorni voi sarete a Roma a manifestare di fronte al tribunale per poter rivendicare la sua liberazione. Ecco, vuoi dirci qualcosina di più riguardo a questa questione così pesante per un patriota come Bruno? Sì, il 16 comincia il processo a Bruno, che come sappiamo non soltanto subisce la galera e la deportazione, ma subisce una cosa che se possibile è ancora più pesante, che è il tentativo di cancellare la sua militanza indipendentista. Viene accusato di essere membro delle Brigate Rosse, ossia di un'organizzazione italiana che a quanto ci risulta fra l'altro non riconosce neanche il diritto del popolo sardo all'indipendenza e all'autodeterminazione. Comunque sia, questo tentativo di cancellare la sua identità è proprio forse l'aspetto più barbarico, più ignominioso di tutta questa vicenda. Noi saremo a Roma con Bruno, ci saranno diverse decine di sardi che saliranno dalla Sardegna per portare la solidarietà a Bruno, e questa è una lotta non soltanto per i diritti civili di Bruno, ma è una lotta per difendere l'indipendentismo dai continui attacchi che esso subisce non da oggi, per cui la nostra è una lotta generale, non è una lotta particolare per difendere il nostro militante o la nostra organizzazione. Infatti ricordo che alle giornate di in Corsica si è parlato appunto della questione dei prigionieri politici in tutte le varie nazioni senza Stato che ci sono in Europa, e l'Europa ha una posizione molto pesante nei confronti di questi movimenti indipendentisti. Di conseguenza noi auguriamo a voi di riuscire nel vostro intento, di riuscire a portare fuori Bruno finalmente, che sia libero di tornare nella sua patria. Sì, voglio ricordare a qualcuno proprio relativamente alle giornate di Corte che la Sardegna non è un'isola felice ma è un'isola colonizzata, e che c'è gente che sta lottando contro il colonialismo e per questo subisce la violenza dello Stato. Non siamo un'isola felice, saremo un'isola felice quando saremo indipendenti. Grazie Sabino, ciao.